Buongiorno, un saluto da Barbara Castellini per questa prima edizione di Ribolla Gialla Wine TG. Un TG che parlerà del mondo della ribolla gialla del Friuli Venezia Giulia. Varie le rubriche che vi presenteremo in questa e nelle prossime edizioni. Inaugurata la piattaforma digitale integrata per la promozione della ribolla gialla, ribollagialla.org, l'obiettivo è quello di offrire una vetrina ai produttori, ai professionisti, alle aziende, agli enti che contribuiscono a rendere unica la filiera vitivinicola regionale, con servizi mirati ed evoluti offerti dai partner. Estrema attenzione è poi riservata all'interazione con il territorio e alla sua promozione tramite la sinergia con Promoturismo FVG e Strada, Vino e Sapori Friuli Venezia Giulia. Vediamo il servizio girato in occasione della presentazione della piattaforma nella sede di Civibank a Cividale del Friuli. Presentata la piattaforma digitale integrata ribollagialla.org. All'evento, che ha avuto come moderatore il perito Giovanni Cattaruzzi, sono state evidenziate le finalità del progetto: presentare l'intera filiera e il cluster vitivinicolo del Friuli Venezia Giulia. Il portale ha lo scopo principale di valorizzare le cantine del Friuli Venezia Giulia e quindi in evidenza proprio le bottiglie delle cantine aderenti, già oltre 70 con nuove adesioni ogni giorno. Tutti interessanti e mirati gli interventi dei relatori che hanno riguardato l'introduzione storica sull'esclusività e originalità della ribolla gialla, il cluster vitivinicolo quale fattore di vantaggio competitivo nella promozione, le analisi del mercato nazionale ed internazionale e possibili scenari per la ribolla gialla. Punti di forza e debolezza, l'importanza prioritaria dell'aspetto qualità, strategia di ricerca e di posizionamento in rete, confronto fra siti monotematici. Grande è stato l'interesse fra le cantine e gli operatori del settore intervenuti, con oltre 100 presenze e sala gremita in ogni ordine di posto. Eseguito un vero e proprio viaggio in diretta web sulla presenza in rete di importanti vini, con delucidazioni sulle strategie di posizionamento, esempi di quanto fatto da altri vini e consorzi, e quindi presentazione della piattaforma integrata ribollagialla.org nelle varie sezioni e con le schede delle cantine. Il progetto di promozione, con tutti i servizi mirati ed evoluti offerti dai partner e le future strategie di supporto alla commercializzazione, hanno avuto la massima attenzione e interesse. Interesse certificato senza dubbio dal numero di adesioni al progetto da parte delle cantine. Intervento riepilogativo e saluti finali della presidente Civibank Michela Del Piero. Un convinto applauso di approvazione e le interviste di rito hanno concluso l'evento. Passo avanti in difesa del vitigno autoctono Ribolla Gialla. Il Comitato Nazionale Vite si è riunito a Roma. Si è discusso della modifica della varietà iscritta nel registro nazionale, sostituendo la varietà stessa con il sinonimo Ribuele, trasformando quindi la ribolla gialla quale sinonimo da concedersi esclusivamente per la menzione del vino prodotto nella regione Friuli Venezia Giulia. Ora la rubrica dedicata alle cantine della ribolla gialla. In ogni puntata del TG presenteremo una cantina del Friuli Venezia Giulia che ci parlerà dei suoi prodotti, della filosofia aziendale, della stagione produttiva, del mercato. Questa puntata visitiamo la cantina Music di San Floriano del Coglio, in provincia di Gorizia. Sono Fabian Music, ci troviamo a San Floriano del Coglio, in una delle più vecchie cantine del paese. Io sono la quarta generazione attualmente che segue questa azienda, questa piccola proprietà. La storia della famiglia parte nel 1927, proprio qui a San Floriano del Coglio, in questa piccola cantina dove sopra c'è la nostra casa. I miei bisnonni insieme ai miei nonni hanno cominciato a coltivare le terre intorno alla proprietà, hanno cominciato a fare vino in questa cantina, tenevano la frutta fino al 1963 in cui la proprietà l'hanno comprata. Prima erano dei coloni come era la norma qua nel nostro paese, appunto a San Floriano. Piano piano dopo il 1963, quando le potenzialità enologiche del Coglio in generale, quindi anche della nostra zona, si sono affermate,
la specializzazione è andata sempre di più nella direzione del vino e appunto la mia famiglia ha seguito questi passi e ha cominciato a costruire un'altra parte di cantina e a vinificare il vino, che è diventato l'economia più importante dell'azienda. Sono passati gli anni, il mercato è cresciuto, la qualità del vino è cresciuta e si arriva agli anni 90 in cui mio papà, quindi la terza generazione, insieme a mia mamma appunto, imbottigliano la prima bottiglia con l'etichetta Music, che è quella che portiamo ancora oggi in tutta Italia e in giro per il mondo. Il cuore della vinificazione avviene in questa parte centrale della cantina, in cui abbiamo numerosi serbatoi in acciaio, in cui avviene la fermentazione alcolica e la prima parte di affinamento dei vini sulle fecce totali, quindi sui lieviti. Come azienda produciamo principalmente, circa per il 90%, vini bianchi, come la caratteristica del Coglio in generale, dalle varietà autoctone Ribolla Gialla, Tokai Friulano e Malvasia Istriana, fino alle varietà internazionali Pinot Grigio, Sauvignon e Chardonnay. La zona in cui ci troviamo, e quindi dove abbiamo anche i nostri vigneti, è stata molto colpita dalla Prima Guerra Mondiale. Qui possiamo vedere alcuni reperti bellici che abbiamo trovato nei nostri vigneti, oppure quando si costruisce un nuovo vigneto, appunto scavando si ritrovano tutte queste trabombe e tutti gli strumenti che appunto venivano utilizzati durante la guerra, che sono sì una parte triste della storia, però fanno pur sempre parte della storia del nostro territorio. La Ribolla Gialla in Friuli Venezia Giulia deve essere inteso come un vino di elevatissima qualità. La nostra azienda è fiera di far parte del portale per la promozione del vino Ribolla Gialla del Friuli Venezia Giulia. Oltre 100 bottiglie di Ribolla Gialla in esposizione in piazza Matteotti a Udine, vicino alla chiesa di San Giacomo. Grazie alla collaborazione con il negozio Abbigliamento e Moda Quarto Uomo e il coordinamento dell'enologo Paolo Valdesolo, in esposizione le bottiglie degli aderenti al progetto ribollagialla.org. La qualità dei capi di abbigliamento e degli accessori moda, tutti made in Italy, si sposano benissimo con la presenza delle cantine produttrici di Ribolla Gialla, che ben rappresenta la qualità dei vini del Friuli Venezia Giulia in Italia e nel mondo. Connubio Moda Vino ci rappresenta la moda in Italia e nel mondo, e il vino friulano ci deve rappresentare nel mondo. Nel momento in cui io sono a Singapore o in qualsiasi altra parte del mondo e guardo la bottiglia Ribolla Gialla, sento che la qualità è rappresentata dal Friuli. Questo è il secondo anno che rappresentiamo una selezione di bottiglie di Ribolla Gialla qui in negozio. Molto interesse da parte dei clienti sulle cantine aderenti al progetto, con richiesta di informazioni sulle bottiglie in mostra. Auguri di buone feste dal team di ribollagialla.org. Siamo arrivati al termine di questa prima edizione di Ribolla Gialla Wine TG, ci vediamo alla prossima puntata.